Caso clamorosissimo nel 1966, e questo, badate, è l'unico processo che io ho subito per un servizio inchiesta scritto da me e pubblicato con la mia firma. Tutti gli altri processi li ho subiti come per aver commesso il reato di loro di mancanza di controllo, cioè nella veste di direttore responsabile. Questo processo prende il nome emblematico di Valigio. È una sigla informale nata per comodità: Valigio, vassallo, Lima, gioia, no? Cioè questo trust politico, mafioso, manageriale che fa e disfa tutti gli affari di questa provincia. Oltretutto una sigla così inventata per comodità, ma che nasce all'interno stesso della DC, non è che l'avevo inventata io, l'ho raccolta parlando con democristiani. È chiaro che non esiste una società Valigio depositata alla cancelleria del tribunale con questo scopo sociale e cose. È chiaro che si tratta di una metafora, di un simbolo, di un coso, ma la sostanza era un'altra. Cioè, cosa si voleva con questa querela? Ottenere una sentenza che smentisse l'esistenza di un legame intrecciato fra queste tre persone, e quindi si negasse sostanzialmente insieme come connessione e convergenza di tutta una ragnatela di incarichi, appalti, crediti bancari di eccezionale facilità e dimensione, interventi elettorali, interventi artati sul piano regolatore generale di questa città, operazioni clientelari diverse. In questo servizio io, elencandone una smisurata quantità, ritenevo di doverli segnalare come meritevoli di serie indagini, ma da parte della magistratura. Il giornale faceva il suo mestiere, la magistratura facesse il proprio. Durò 15 anni questo processo, di udienza in udienza, di rinvio in rinvio, di inviti a noi di ritrattare, cosa che io mi sognavo nel mio direttore Misticò mi avrebbe permesso. Remissioni a nuovo ruolo, cioè passava qualche volta fra un'udienza e un'altra anche un anno, insomma ne è durato 15. Se una durata è stata così eccezionale per l'epoca, ci hanno influito certo appunto, come dire, il reale carattere enciclopedico della materia, che rendeva particolarmente imbarazzante per il tribunale prendere questo servizio e sentenziare che questo era solo un simbolo e non un acronimo, perché l'accusa era questa: no? Non esiste, dimostrateci che esiste una società con soci questo signore, quest'altro signore. Nelle more di questo processo, durante questi 15 anni, se ne inseriscono altri su filoni separati, ma comunque, come dire, contigui. Querelanti Cusenza, senatore Cusenza, presidente della Cassa di Risparmio e suocero di Gioia, Ciancimino, assessore ai lavori pubblici, Gioia stesso come segretario provinciale, come genero di Cusenza. Poi la Cassa di Risparmio era larghissima, nessuno riusciva a dare crediti come vassallo per fare le cose che faceva. Intendiamoci, questi sono state tutte assoluzioni, o in primo o in secondo grado, pure qui. Ma la Valigio invece durò fino al 1981, era cominciato, la querela era del 66. Tenete presente che nel frattempo era intercorsa un'amnistia, con una dichiarazione pubblica. Io, autore di questo servizio inchiesta, e Misticò, direttore del giornale, abbiamo rifiutato l'amnistia. Volevamo l'assoluzione con formula piena, perché sapevamo che ci toccava e che eravamo in grado di scoperchiare un poco meglio anche le cose che avevamo già scritto, e ciò non gli andava tanto bene
gli altri, per cui a un certo punto fu archiviata per remissione di querela, ma si sono decisi dopo 15 anni. Un altro che ha fatto sensazione un po' in tutte le direzioni è quello cosiddetto del signor X. Il signor X, che sarebbe stato il presunto mandante del sequestro di Mauro De Mauro. Questo di anni ne durò 13 e coinvolse diverse testate oltre che l'ora, perché poi molti riprendevano queste cose, queste erano cose di interesse nazionale, diventavano a un certo punto. Querelante l'avvocato Vito Guerrasi, una delle più durature eminenze grigie siciliane fin dal dopoguerra, come si sa, cioè non c'era vicenda del settore minerario, zolfo e idrocarburi isolano che non fosse passata, Eni compreso, dalle sue consulenze. Si era riconosciuto il Guerrasi anche prima che il nome fosse fatto, che il suo nome fosse fatto, ma l'ora, e anche altre testate, avevano semplicemente tratto inequivocabili deduzioni da una specie di identikit storico proveniente dagli stessi piani alti della questura di Palermo. Nel 1983, sono passati 13 anni, e Guerrasi a ritirare la querela e a revocare l'incarico ai suoi avvocati, e spiega perché. Che questi servizi in cui lui si era trovato coinvolto avevano sicuramente da parte dei giornalisti l'intenzione di provocare nei suoi confronti un mandato di cattura. Essendo passati tutti questi anni, non avendo mai ricevuto dalla magistratura neanche un avviso di garanzia piccolo così, riteneva di aver ottenuto quello che gli premeva e di non avere intenzione di continuare il processo. Per cui anche questo finisce con un'archiviazione dopo 13 anni a sua volta. Nel 1970 un'altra eclatante vicenda giudiziaria che finirà 6 anni dopo, stavolta in Cassazione. Gli imputati sono un nugolo: Ezio Fidora, Bruno Caruso, Giuliana Saladino, Roberto Baudo, Giacomo Galante. Un nugolo sono anche i querelanti: il solito Gioia, il solito Ciancimino, l'avvocato Bellavista, i 6 figli del procuratore Scaglione, nel frattempo scomparso, come sapete ucciso. È una grande battaglia campale generale, come quella della Valigia. Valanghe di testimoni. Per la mia difesa venne a rendere testimonianza pure, non so se era già generale o era ancora colonnello dalla Chiesa, e i magistrati genovesi vennero in trasferta a Palermo perché volevano constatare direttamente